Ciao da Federico e benvenuti in questo nuovo video. Mi trovo a Vicenza, Asiago, per farvi scoprire un qualcosa che vi lascerà a bocca aperta. Un labirinto scavato nella roccia, naturalmente, che ha formato dei canyon, gallerie e fenditure con più di 100 bivi, con una vista spettacolare a strapiombo. L'avventura di oggi inizia nei pressi di Malga Fossette. Prenderò il sentiero 8,45. Per arrivare a questo punto di partenza ci sono 6 km più o meno da fare su un fondo sterrato che non sempre è in ottime condizioni e quindi bisogna andare molto piano con la macchina. Venite con me per scoprire l'avventura di oggi. Asiago è uno di quei territori più colpiti dalla Grande Guerra. In tutte queste zone sono disseminate gallerie, trincee, forti, punti di osservazione e 600 km di sentieri sterrati ancora oggi tenute in ottime condizioni. Durante la guerra fu raso al suolo paesi e foresta. È quindi un bosco giovane quello che mi trovo davanti ai miei occhi. Non ci saranno punti di interesse artistici qui a Asiago, ma a farla da padrone è il suo habitat, il suo bosco. Un qualcosa che ti fa immergere nella natura e ti fa venire voglia di ritornare sempre più spesso. Ho appena iniziato il percorso e le emozioni sono veramente incredibili. Dopo una ventina di minuti dalla partenza trovo Malga Fossetta qui alle mie spalle. Qui fin dall'antichità ad Asiago, già dai Romani avevano costruito delle strade per portare al pascolo il bestiame nel periodo estivo. C'è da ricordare uno dei formaggi più diffusi al mondo, proprio l'Asiago. E qui siamo nella sua patria, tantissime malghe qui ad Asiago dove poter acquistare del buonissimo formaggio e prodotti tipici come lo speck ad esempio. Ora continuo il giro, è sempre ben segnalato, ci sono diversi segnavia e quindi difficile sbagliarsi. Comunque vi lascio nella descrizione del video la traccia del percorso. Sentiero sempre ben segnalato. In prossimità di Malga Fossetta si trova anche l'abisso di Malga Fossetta, una cavità di oltre 1000 metri. Gli speleologi inoltre hanno esplorato più di 2500 grotte che ci sono nel sottosuolo, un complesso incredibile formato in migliaia di anni dall'erosione dell'acqua. Qui abbiamo rocce calcaree, qui in tutta la zona attorno ai castelloni, quindi soggette al fenomeno carsico, tendono a sciogliersi, a prendere forma. Ci vogliono migliaia di anni in alcuni casi per dare forma a queste rocce calcaree, un qualcosa di incredibile che si trova in queste zone. Nell'ascesa verso i labirinti da Malga Fossette a 1666 arriveremo al 1830, della cima di dove si trova il labirinto e i castelloni di San Marco. In caso di fondo bagnato bisogna avere la giusta calzatura, ci sono tantissimi tratti come questo che presentano radici e quindi c'è un forte rischio di scivolare. Quindi partire sempre con delle buone scarpe o scarponcini adatti a questo tipo di sentiero. Qui vediamo la grotta carsica dei Castelloni, profonda una ventina di metri.
Poco prima di arrivare all'ingresso dei labirinti trovo un cipo e mi fermo a ricordo che qui sono state combattute una seconda linea, comunque, in quanto la prima linea era tra Cima Caldiera e il Monte Ortigara, ma anche qui si combatterono gli austriaci ed è giusto ricordarlo per chi ha perso la vita in questi luoghi. Come avete potuto notare da molte immagini, anche quelle dall'alto, tantissimi alberi sono a terra. Qui è un bosco principalmente di larici e abeti. Come si può vedere, le radici non vanno in profondità nel terreno e con il maltempo, il disastro che ha provocato il Vaia e i luoghi in cui si trovano questi alberi, quindi poco raggiungibili, se ne vedono a centinaia, migliaia, abbattuti da raffiche di vento e maltempo. Purtroppo la natura ha una forza incredibile e lo vediamo quando si manifesta con questi eventi. Gran parte del dislivello che vado a fare oggi, 500 metri circa, è nella parte finale per raggiungere i Castelloni di San Marco, gli ultimi 20 minuti. Qui infatti raggiungo l'ingresso. Ci sono vari segnavia che indicano il numero da seguire da 1 a 48. Questo è stato fatto, se non sbaglio, negli anni 2000 per evitare di andare in zone dove comunque diventano pericolose, onde evitare che i turisti in cerca di avventura che si perdano all'interno di questi castelloni non vadano in punti pericolosi. Andiamo a vedere assieme come sono. Entrato nel labirinto, l'emozione è subito forte. Dei piccoli passaggi, vediamo anche quest'albero come è cresciuto all'interno di queste rocce calcaree. Il percorso è stato reso possibile durante la prima guerra mondiale. I passaggi sono stretti e sono suggestivi. Lungo questo percorso possiamo trovare anche i resti di alcune trincee. Guardate le fessure che si sono create in migliaia di anni grazie all'erosione dell'acqua. Particolarmente scivoloso nel caso fosse stato bagnato, umido, in quanto ci sono delle radici all'interno del percorso di questo canyon, si può definire. Le indicazioni sono sempre ben visibili. Guardate il passaggio che vado a fare ora, incredibile, è veramente qualcosa di suggestivo, lascia senza parole. Arriviamo in uno dei punti più panoramici. Ci sono un paio di punti dove ci sono delle aree attrezzate con la corda d'acciaio e lì c'è un gradino. Non è particolarmente pericoloso, questo è uno dei due punti, ma bisogna prestare attenzione, come vi ho detto, sempre nel caso in cui troviamo il fondo bagnato.
Ora mi trovo nel punto più panoramico di questo labirinto. Si possono vedere cima 11, cima 12, il lago Rai. Qui sotto abbiamo la Valsugana. Lo spettacolo è incredibile. Si riesce a vedere anche come negli anni le venti atmosferici abbiano lavorato, levigato questa roccia. Qualcosa di unico, un panorama incredibile. Altro punto che richiede un po' di attenzione è questo: si va a scendere, in questo caso ci sono gli appoggi e si prosegue. È emozionante passare in queste piccole feritoie, è proprio qualcosa di incredibile. Qui c'è ancora neve. Viene definito per esperti perché alcuni passaggi c'è da fare veramente molta attenzione. Adesso mi trovo bloccato, devo tornare indietro a poco meno di metà del percorso. Comunque credo di avervi fatto capire qual è la suggestione di questo luogo veramente incredibile, in quanto sono bloccato. Qui c'è ancora tantissima neve. In queste zone più al buio, dove viene mantenuta la temperatura molto fredda, può succedere che in anni con nevi così copiose resti per molto e molto tempo. Quindi torno indietro da dove sono venuto e ci vediamo all'uscita. Arrivato all'uscita dei Castelloni di San Marco, del labirinto, qui l'ultimo indicatore, il 48, della direzione da seguire, e volevo farvi vedere la neve che è ancora presente. La mia scelta è stata la migliore. Non è una neve che presenta grip come in questo caso, ma c'è anche una neve che si sta sciogliendo e poi ghiacciando. È veramente molto ma molto scivolosa, pur avendo delle scarpe che hanno una suola adatta a superfici bagnate. In questo caso sarebbe servita bene a poco. In questi piccoli fessure, in una zona dove non arriva il sole durante il giorno, la neve persiste. Quindi valutate bene le vostre capacità, la tipologia del sentiero. Se non lo conoscete e vi trovate di fronte a una difficoltà, il mio consiglio è sempre quello di ritornare indietro, accontentarsi dell'esperienza fatta finora e respirare appieno la natura. La lunghezza del percorso è di 8 km, 500 metri di dislivello. Vi lascio una traccia anche per un percorso ad anello più lungo di 17 km circa. Ci vediamo alla prossima avventura. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, per me è molto importante. Ciao da Federico.